Buongiorno a tutti, sono Enrico Valenti, ho avuto il gradito incarico dalla società economica e dal Panathlon Club Chiavari Tigullio di fare da moderatore a questo convegno che su un argomento di grande attualità, poi avremo modo di dilungarci su questo e di presentare gli ospiti che interverranno. Io però è mio dovere dare subito la parola al padrone di casa, al presidente della società economica, Francesco Bruzzo. Grazie. Questo? Tutte e due. Anche quello. Siamo... Bene. Buongiorno a tutti e un saluto a tutti voi. Mi fa molto piacere che siano arrivati anche i giovani del liceo classico. Possiamo cominciare, no? Scientifico, subito. No, il caboto era già dato per scontato, benissimo. Allora, intanto desidero ringraziare la dirigenza del Panathlon per aver voluto coinvolgere la società economica di Chiavari nell'organizzazione di questo incontro che trae origini dal vostro ambiente. Devo dire che ho potuto conoscere e stimare la vostra organizzazione associativa, il suo presidente Michele Priolo, e spero che anche il Panathlon abbia apprezzato la nostra organizzazione, in questo caso rappresentata da Franco Cavagnaro, qui presente, nostro assessore. Il nostro ufficio di presidenza ha accolto volentieri la proposta che ho rappresentato personalmente perché è particolarmente aperta al nuovo e alle nuove generazioni. Insieme a loro abbiamo preparato alcune considerazioni che porto rapidamente a questo incontro. Scusate, io prima, forse con l'equivoco dalla scuola, ho omesso di salutarvi tutti perché effettivamente c'è anche la presenza dell'amministrazione comunale, assessori, e tutti voi che effettivamente meritate questo saluto, forse dato in maniera un po' più formale. Ecco, quanto invece è stato espresso l'ufficio di presidenza è questo tipo di argomentazione. Per il fatto che la società economica di Chiavari abbia avuto come obiettivi fondanti, sin dal lontano 1791, la promozione sociale, culturale ed economica del comprensorio, istituendo scuole di ogni tipo per la formazione dei cittadini e sostenendo le attività artigianali e imprenditoriali, posso affermare che essa si trova ai nostri giorni in singolare sintonia con l'attività del Panathlon, che ha tra i suoi valori lo sport come veicolo di crescita formativa per i giovani attraverso i propri progetti di educazione, informazione e promozione sportiva. Per quanto poi attiene agli aspetti economici, è evidente come l'etica e il fair play nell'ambito sportivo acquistino ulteriore rilievo col presentarsi delle nuove opportunità di occupazione manageriale nelle società sportive, bisognose di professionisti preparati per i vari aspetti gestionali, dal marketing alle strategie per la valorizzazione, il brand, le risorse umane e gli atleti, onde perseguire l'equilibrio economico-finanziario nell'ambito della cornice regolamentare che disciplina le varie attività sportive. È infatti ormai senso comune che l'attività sportiva abbia assunto crescente dimensione economica da 50 anni a questa parte, con la sua progressiva strutturazione e l'estensione della logica del mercato ad un ambito precedentemente impostato secondo i criteri del tutto diversi. Ciò anche nel corso del XX secolo, grazie alla riduzione del tempo impegnato nel lavoro con l'aumento del tempo libero dedicato in modo sempre più rilevante alla pratica sportiva diretta o alla fruizione passiva diretta o tramite radiofonia, televisione, internet ed eventi sportivi.
In parallelo si incrementano le attività economiche legate allo sport, soprattutto amatoriale, nell'ambito della più vasta economia di tempo libero. Inoltre lo sport, come veicolo pubblicitario, è diventato uno degli interlocutori privilegiati delle imprese, ottenendone in cambio un guadagno economico. Il problema ben noto alle istituzioni come il Panathlon è che non tutti gli sport sono adatti, come il calcio e la Formula 1, alla trasmissione televisiva. Si corre pertanto il pericolo che sopravvivano solo gli sport commercialmente attraenti e che gli altri sport minori vengano emarginati. Per concludere, una considerazione circa gli sport tecnologico-digitali che si stanno affacciando anche alla ribalta delle competizioni olimpiche. Comprendiamo la potenzialità di sviluppo delle abilità soggettive e di competitività anche sotto il profilo dell'economia attuale, ma nutriamo qualche preoccupazione che l'esasperazione degli aspetti individuali e virtuali di queste pratiche vada a detrimento del valore socializzante e, mi si passi il termine, salutare degli sport tradizionalmente intesi. Io vi auguro veramente un buon lavoro, ci sono tutti i soggetti per svolgerlo e sarà molto interessante ascoltare. Grazie da parte dei colleghi. Eccoci a noi. Non so se avete visto il manifesto, dico rapidamente, il convegno è Sport, opportunità, nuova filosofia. Ne parleremo più diffusamente adesso quando presenterò gli ospiti. Prima però forse c'è l'assessore allo sport del Comune di Chiavari in rappresentanza del sindaco che vuole fare un saluto alla platea. Grazie. Prego. Come? Questo? Ah, ok. Buongiorno a tutti. Mi complimento innanzitutto con il Presidente della Società Economica Francesco Bruzzo e col Presidente del Panathlon Tiguglio Chiavari, Priolo, per l'opportunità che ci hanno dato di ascoltare un argomento estremamente interessante, cioè gli sport elettronici. Ne approfitto. Scusate, volevo ricordare che porto anche il saluto di tutta l'amministrazione, del sindaco in particolare, che è impegnato in un'altra manifestazione e non può essere qui con noi oggi. Comunque, dicevo, un argomento estremamente interessante che ci date l'opportunità di ascoltare dei pareri autorevoli e soprattutto di sviluppare un argomento di cui se ne sta parlando da tempo e che tutti quanti, diciamo, siamo forse anche un argomento divisivo, chi è a favore degli sport elettronici, chi non lo è. Sicuramente le nuove generazioni sono sicuramente più attente a questo tipo di sport. Io in particolare, che sono nato nel 1970 e che negli anni 80 giocavo sui campi di calcio e su quelli da tennis normali, e mi viene un pochettino più difficile mettermi lì con i ragazzi oggi a giocare con gli sport elettronici. Però leggevo che sono sicuramente sport interessanti. Vedo anche i miei ragazzi a casa che ne fanno uso, ci giocano e lo trovano anche socializzante, lo sport elettronico. Non so se è vero oppure no, non so dare un giudizio io personale importante su questo argomento. Però credo che soltanto il fatto che se ne stia parlando, che anche a livello internazionale si stia parlando di portare gli sport elettronici addirittura alle Olimpiadi, significa che c'è tutto un movimento dietro importante e autorevole. Non sono mai contrario all'innovazione, anche perché se fossimo contrari all'innovazione è chiaro che 20-30 anni fa saremmo stati assolutamente contrari ad internet, saremmo stati contrari all'uso del computer, e invece sono tutte cose che sono entrate e oggi fanno parte della nostra vita. Fino a qualche tempo fa lo smartphone nessuno sapeva che cos'era, oggi tutti ce l'abbiamo in tasca e tutti quanti lo usiamo. Probabilmente se ci fossero ancora i nostri nonni rimarrebbero quasi spaventati
spaventati da un oggetto che teniamo in mano e col quale facciamo tantissime cose. Perciò io mi auguro soltanto che lo sport elettronico sia un motivo anche quello di unione, di socializzazione, e che si possa trovare il modo di non soltanto di cavalcarlo ma anche di regolamentarlo. Ho letto che ci sono degli sport elettronici che oramai sono un po' come gli sport di tutti i giorni, regolamentati con arbitri e con addirittura dei giornalisti che ne seguono appunto gli eventi e fanno le telecronache di questi sport. Perciò io auguro a tutti un buon lavoro, vi ascolterò attentamente anche perché sono affascinato da questo convegno che avete proposto e che sta anche a sottolineare, secondo me, il ruolo della società economica Chiavari, che è sempre stato un ruolo di avanguardia della nostra città. Grazie e buon lavoro a tutti. Ringraziamo l'assessore Ratto per il suo saluto e intervento. Dicevamo convegno e-sport, opportunità o nuova filosofia. Abbiamo presenze qualificate da una parte e dall'altra, sport posso chiamarlo tradizionale e sport, abbiamo alcuni rappresentanti importanti di questa. Si è molto parlato degli e-sport, qualcuno li chiama videogame, ma mi pare che la federazione non ami sentire questo termine, giochi elettronici. Se ne è parlato molto perché si è parlato anche dell'inserimento a livello olimpico. A livello olimpico c'è stato un summit del CIO recentemente, nel dicembre scorso, in cui si è preso in esame tutta questa problematica. In breve, in sostanza, parlare dell'inclusione di e-sport ai Giochi Olimpici è ancora prematuro, ha sentenziato il CIO. Però non è una sentenza definitiva, perché il CIO è aperto a questo grande movimento che ha milioni e milioni di praticanti in tutto il mondo. Quindi il movimento olimpico deve continuare a dialogare e interagire con lo sport, in attesa di uno sviluppo, si spera, utile per tutti. Non mi voglio dilungare perché devo ancora presentarvi i nostri ospiti. Abbiamo per il Panathlon International il presidente del distretto Italia Giorgio Costa. Abbiamo già citato Michele Priolo che con Franco Cavagnaro della società economica è un po' il regista di questa iniziativa. Abbiamo Antonio Micillo, presidente del CONI Liguria. Poi due illustri rappresentanti per gli e-sport, cioè Maurizio Miag, segretario della Federazione Italiana Sport, e un dirigente che è Davide Strozzi, che abbiamo messo in prima fila non perché sia meno importante ma perché non avevamo sedie per tutti. Proseguo, Don Paolo Zanandreis, responsabile dell'ufficio sport della diocesi di Chiavari, e la dottoressa Francesca Sadoschi, che è specialista in medicina dello sport e ci dirà cose molto interessanti. Poi abbiamo ancora il collega Italo Vallebella del secolo XIX, nonché collaboratore della Gazzetta dello Sport, e infine Glauco Berettoni, che è un dirigente scolastico che si è portato i fan che ravvivano la platea. Detto questo, torniamo a noi. Rapidamente passo la parola a Giorgio Costa, che saluterà a nome del Panathlon, poi avremo Michele Priolo e poi daremo il via agli altri interventi. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Io ringrazio il Panathlon, il club di Chiavari, per aver organizzato un convegno di questa importanza. Credo che se ne parli molto degli e-sport e si deve parlare anche dello sport tradizionale, cosa che farò a momenti, insomma, leggendomi qualche nota che mi sono scritto. Cioè il Panathlon gli hanno dato un titolo a questo convegno, il Panathlon e gli sport olimpici, apertura verso il nuovo, per cui vi dirò esporrò qualche considerazione di fondo e alla fine il mio pensiero personale.
Il Panathlon International è un'associazione culturale riconosciuta dal CIO già dal 1982. Ha un ruolo importante nel promuovere conoscenze ed educazione ai valori olimpici nella pratica sportiva, soprattutto nei riguardi dei giovani, per il loro percorso formativo come atleti, come cittadini, come studenti. Pensiamo alla dichiarazione sull'etica nello sport giovanile, alla carta dei doveri del genitore, perché ci sono dei diritti ma ci sono anche dei doveri, alla carta del fair play. Questo in sintesi sono le carte che poi nel dettaglio spiegano quella dei giovani nello sport. L'ultimo paragrafo è bellissimo perché dice la possibilità di essere un campione o di non esserlo, e quindi questo riassume un pochettino tutto il pensiero e lo spirito del Panathlon. Il tema generale di questo convegno riguarda gli e-sport e il loro esponenziale sviluppo, l'apertura verso il nuovo. A Losanna si è svolto un summit, come ha detto il nostro presentatore, la cui discussione verteva su questo fenomeno dovuto all'evoluzione tecnologica, che segna il passaggio da un'epoca videoludica a un'altra più impegnativa e professionale. Ebbene, il Comitato Olimpico Internazionale ha riconosciuto gli e-sport come un'attività sportiva, mettendo però alcuni paletti. Le loro caratteristiche non dovranno infrangere i valori olimpici, altra prerogativa l'esistenza di un'organizzazione garante di regole e regolamenti, conformi al movimento olimpico, antidoping, scommesse, manipolazioni e altre cose. In Italia ASI, ente di promozione sportiva legata al CONI, dice che il 90% dei tornei si svolge in Italia sotto la sua sigla con un regolamento uguale per tutti. Questa è una delle prerogative che aveva detto il CIO. Il CIO, considerando questa disciplina come sport, ha aperto la discussione a pareri negativi e pareri positivi in proposito. Ad esempio, Federica Pellegrini considera lo sport fatica, sudore e impegno fisico, mentre Nicola Marconi, campione europeo di tuffi, considera sport tutto quello che attiva il metabolismo, tutto ciò che ti fa sudare e pensare. Quella del gaming è un'attività che richiede un'altissima concentrazione ed un allenamento che domini le tensioni. L'attività motoria è bassa, per cui entrano in ballo la postura, l'alimentazione e altre cose. Io vi faccio degli spunti per capire, poi sentiamo, perché anche io è una cosa nuova, voglio sentire gli altri, soprattutto gli e-sport, voglio sentire cosa ci dicono in proposito, per capire meglio le cose. L'industria degli e-sport cresce e si prevede di raggiungere nel 2018 gli 1,9 miliardi di dollari, con milioni di spettatori. Ci sono previsioni di un audience di 147 milioni di spettatori, quindi è un impegno grandissimo mondiale che continua. Avevo letto che in Iran ci sono 15 milioni di appassionati che seguono gli e-sport, per esempio. Vedremo cosa ci riserverà il futuro. Certamente l'uomo deve essere al centro, sempre, quando si parla di sport. La tecnologia deve essere al servizio dell'atleta, dell'uomo e non viceversa. Voglio fare un esempio parlando di tennis. La racchetta è tecnologicamente sempre più sofisticata e performante, e l'uomo se ne serve per impostare il suo gioco, il servizio, il dritto, il rovescio, la smorzata, insomma talento e tattica, di fronte a un altro uomo che compete sul campo con le stesse doti, con gli stessi principi. L'atleta corre su una pista composta da materiali tecnologicamente perfetti, ma è lui a correre, è sempre l'uomo l'argomento principale dello sport. Certamente gli sport sono appassionanti, divertenti, permettono la competizione e le abilità personali. Sono un'opportunità di svago e non solo, perché vedendo il giro di affari che c'è, credo che oltre allo svago c'è anche la professionalità, ci sono anche altre cose. Io credo però che lo sport vissuto nei vari campi di gara, siano essi all'aperto, nelle palestre, in piscina, in mare o in montagna, l'atmosfera di uno stadio, vivere lo spogliatoio con i compagni prima e dopo una competizione, l'amicizia e la solidarietà tra loro sia ineguagliabile. Non abbandoniamo, il pensiero è rivolto soprattutto ai giovani, lo sport tradizionale. Proviamo con un giusto equilibrio di usufruire di entrambe le possibilità. Queste sono note che io ho scritto adesso, poi vorrei sentire altri e vediamo un po' di imparare altre cose. Grazie.
Grazie a Giorgio Costa, Presidente del Distretto Italia del Panathlon. Adesso la parola passa al Presidente del Panathlon Tigullio Chiavari, che ci spiegherà cos'è il Panathlon e i suoi valori. Prego, Michele Priolo. Li tengo qui così riesco a leggere quello che ho scritto. Andiamo rapidamente perché forse non tutti sanno cosa fa e chi è il Panathlon. Il Panathlon è stato fondato a Venezia, come vedete, nel 1951 e il nome deriva dall'associazione di due parole greche. Uno è pan e l'altro è atlos, che vuol dire tutti gli sport. Il nostro motto è Ludis Iungit, che in latino è uniti nello sport. Panathlon è un movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell'etica sportiva. Si propone di approfondire e di divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona. Questo concetto credo che rientrerà poi fra un po' da parte di chi ci testimonia, come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli. Ecco, questa è una brevissima carta del mondo, guardate dove è diffuso il Panathlon, lo faccio molto breve, in Europa, Austria, Belgio, in Brasile, in Cile, in Ecuador, in Francia, chiaramente in Italia, in Messico, Perù, Svizzera e Uruguay. Il Panathlon è riconosciuto dal CIO, dal CONI e dal FISPES. La FISPES soprattutto è la Federazione Italiana di Diversamente Abili. I principi fondamentali ve li ho detti, sono fair play, sport e etica, diversamente abili, ugualmente atleti. Diamo un momentino una rappresentazione di che cosa significano queste quattro frasi. Fair play, rispetta gli avversari come te stesso, questo è un bellissimo esempio di un atleta che non aveva riconosciuto il traguardo e quindi c'è un altro atleta. Vedete che sono anche di due razze diverse, bellissima questa fotografia, veramente stupenda, questa dovrebbe essere messa dappertutto, specialmente in scuola dovrebbe essere messa nelle vostre bacheche. Sport ed etica, tutti i ragazzi hanno il diritto di vivere in ambiente salutare e praticare lo sport in sicurezza. Per i diversamente abili, lo sport è uno strumento per rafforzare il contatto con il mondo. Senza di questo, guardate, questo qui veramente sarebbe un elemento di costruzione, essere diversamente abili, perché vuol dire essere seduti probabilmente in un posto e non vedere in faccia a nessuno, invece così c'è uno scambio vivace, uno scambio non solo fisico ma anche culturale fra le persone. Vi leggo adesso brevemente, in 30 secondi, quella che è la carta del fair play, che qualunque sia il mio ruolo nello sport, anche quello di spettatore, mi impegno a fare di ogni incontro sportivo, poca importa la posta in palio e la rilevanza dell'avvenimento, un momento privilegiato, una sorta di festa, Ludis Iungit, ricordatelo. Conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato, rispettare i miei avversari come me stesso, accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi, quante poche volte lo si accetta, purtroppo lo si vede anche in televisione, sapendo che come me hanno diritto all'errore, ma fanno di tutto per non commetterlo. Evitare la cattiveria e le aggressioni dei miei atti, parole o scritti. Non usare artifici o inganni per ottenere il successo. Non buttarsi per terra quando l'arbitro non ti vede per far vedere che qualcuno ti ha toccato e che ti ha distrutto. Quante volte lo vediamo in televisione, è una cosa drammatica, solo a vederlo, sconvolgente per chi ha una cultura di fair play. Essere degni della vittoria come nella sconfitta, nella vittoria come nella sconfitta, e aiutare ognuno con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione. Vedete che qui ho messo una diapositiva dove ci sono degli anziani che corrono. Soccorrere ogni sportivo ferito o la cui vita è in pericolo, essere realmente un ambasciatore dello sport aiutando a far rispettare intorno a me i principi affermati. Onorando questo impegno sarò un vero sportivo. Questo è il nostro decalogo, mi pare che siano 10. Grazie. Grazie a Michele Priolo che ci ha spiegato che cos'è il Panathlon. Adesso torniamo sull'argomento del convegno e darei subito la parola al Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Ligure, Antonio Micillo, perché so che ha un impegno importante
a Genova e quindi ci dovrà poi lasciare, che ci dirà allora gli esport in Italia, responsabilità, innovazioni e come vede lo sport tradizionale questa novità, chiamiamola così. Faccio una premessa che i miei impegni sono concomitanti, quindi l'ho già bucati quasi tutti, anzi ho già scritto che li sto bucando, però non bucherò perché quello devo farlo pomeriggio, che c'è un altro convegno proprio sulla disabilità al Porto Antico, quindi andrò via un po' prima sicuramente. Non è che abbia preparato un intervento strutturato, anche perché ringrazio moltissimo Priolo che da mesi che mi sta inseguendo, perché mi ha dato questa opportunità e per conoscere più da vicino questo che è un fenomeno sociale che è davanti ai nostri occhi, gli sport elettronici o cosiddetti e-sport. Ho preso degli appunti, chiaramente sono andato su internet e ho cercato alcune cose che sono state anche dette già dai miei predecessori, di cui molte le condivido. Ho sentito anche l'intervento dell'amico Costa, che evidentemente ha letto le stesse cose che ho letto io, e pensavo che l'ASI fosse un ente di promozione, invece avendo avuto la fortuna nel backstage, come si usa dire, di parlare col presidente Maurizio Miazga, non è così. Infatti loro sono quelli che stanno colloquiando con il CONI e così lo riporto nel mio alveo. Considerazioni, adesso faccio considerazioni da cittadino, da sportivo e così via. Io credo che bisogna guardare avanti, guardare al futuro, non si può bloccare dei processi nella vita che sono innovativi, vanno ovviamente gestiti, vanno amministrati, vanno regolamentati, vanno controllati, ma questo è il futuro, qualcuno l'ha detto, chi pensava tanti anni fa a una rete, a internet, agli smartphone. Io dico sempre, faccio la battuta, sono un ragazzo come i ragazzi studenti del liceo che già allora usavo l'Olivetti lettera 22, perché a me scrivere a mano, sono che parlo molto, a volte penso velocemente e scrivo male, allora la macchina per scrivere mi aiutava, e oggi ogni tanto mi accorgo che sono davanti a un computer e smanetto anche tutti i social e quindi intervengo su Facebook piuttosto che su Instagram, copio, taglio, faccio cose che alla mia veneranda ormai età di 74 anni però vado avanti, guardo avanti, quindi dobbiamo vedere con favore questo fenomeno che va gestito. Siccome si parla di Olimpiadi e di Olimpismo, quindi come noi andiamo a ricevere questi esport, faccio un discorso sullo sport, quello tradizionale, quello che la gente dice dove c'è il gesto atletico, dove c'è la muscolarità e il sudore, a parte che non tutti gli sport che vanno alle Olimpiadi hanno necessariamente questa caratteristica, perché se penso al tiro a segno c'è una precisione. Suderanno se ci sarà caldo, ma non suderanno per il gesto atletico reiterato come si può essere nell'atletica o altre cose. Io vengo e continuo a praticare, per quanto come ufficiale di gara, di regata, la vela. Ecco, pensate quanta tecnologia è entrata nella vela, non la riconosco neanche quasi più. Io ho iniziato su una spiaggia di Genova che era quella di Priaruggia e mai avrei pensato che oggi si mettono in caschetto, sembra che vadano alla guerra perché hanno i foil, le barche volanti, cioè tutta una cosa veramente di una tecnologia e quindi tutta quella poesia per cui noi avevamo il bordeggio, conoscere il vento, è in subordine perché c'è tantissimo allenamento, termine allenamento che utilizzeremo anche per gli esport. I regolamenti anche nel nostro sport devono correre dietro all'evoluzione delle barche e quindi il regolamento è un'altra delle connotazioni quando noi parliamo di qualche sport e anche qui poi lo vedremo per gli sport e ovviamente la competizione che accomuna gli sport e gli sport normali.
Mi è venuto in mente che una volta a una conferenza, sono un panatleta anch'io, avevamo invitato, non mi ricordo più chi, e ci parlò, era qualcuno della Ferrari, che ci parlò anche della Formula 1. Sapete quanta, qui c'è Priolo che è un ingegnere, quindi sa molto più di me queste cose, quanta tecnologia c'è. Cioè, il pilota porta un mezzo, ma c'è chi gli dà e gli toglie potenza, cioè praticamente diventa uno che guida una macchina dentro un videogioco quasi, anche se nella realtà. Quindi c'è anche questa commistione. Questo è per avvicinarci culturalmente a questa, diciamo, evoluzione, non chiamiamola rivoluzione, evoluzione dei giochi elettronici. Altra considerazione, se possono entrare o no, che quindi non è un fatto tecnico, ma è un fatto proprio, diciamo, sociale, alle Olimpiadi. Tenete presente, io porto sempre un esempio di me ragazzo, che quando mi parlavano di Olimpiadi e nel mio sport, le barche, come venivano scelte? Perché fare l'atletica, uno fa i 100 metri o fa il nuoto, 100 stile libero, da noi c'era il mezzo, quindi si sceglieva un mezzo. E perché veniva scelto quel mezzo? Il mezzo veniva scelto perché si diceva deve essere una barca che in tutto il mondo ha avuto la sua diffusione, che si ha la possibilità di essere costruita in tutto il mondo. Poi c'era un regolamento che ti diceva che la barca doveva essere lunga 5 metri piuttosto che 6 e larga 2 metri piuttosto che 2 metri e mezzo, con la vela e così via. Vi posso dire che la mia vicenda umana mi ha portato anche a fare il segretario generale della Federazione Vela e di andare alle Olimpiadi di Pechino e quindi fare anche tutte quelle riunioni internazionali così. Vi assicuro che c'era la coda dei cantieri, che io dovevo mettere una barba finta perché poi non potessi decidere, ma se sapevamo che il segretario della Federazione Vela italiana, tutti volevano parlare con me e tutti mi proponevano una barca, perché siamo arrivati tecnologicamente a cambiare la famosa tavola a vela, i ragazzi giovani non sanno, della mitica Sensini che ci ha vinto un sacco di... che da un anno all'altro, da un'Olimpiade all'altra hanno detto quella tavola non è più performante, ne facciamo un'altra, cioè non c'era, l'hanno disegnata apposta. Secondo voi non c'erano degli interessi enormi? Allora, scusate, non dovrei dirlo da Presidente, ma di che parliamo ormai? Certi valori che il Panathlon propugna poi di fatto non ci sono. Ormai c'è un'economia che spinge e fa delle scelte, nel nostro caso le barche, e poi mi ricollegherò agli esport. Perché? Perché ci sono degli interessi dietro che favoriranno certi inserimenti nel grande evento che è le Olimpiadi. Sempre parlando del mio sport, che lo porto come esempio perché la gente non ci pensa, cioè, vabbè, sport ricco, beh, per chi ha dei soldi può essere uno sport per certe barche da ricchi, ma per chi fa nelle derive vi assicuro che come, se non va a fare la guardia di finanza o il carabiniere non c'ha la possibilità di proseguire quel tipo di sport lì. È uno degli sport, come altri, a rischio, perché oggi chi comandano sono le televisioni, che hanno bisogno di un palinsesto certo, che vi dice che alle ore 10 e alle ore 11 ci sarà la gara di biliardo, ecco, per non parlare sempre degli esport, perché dico tutte queste cose per fare il collegamento, per cui queste sono valutazioni che vanno fatte quando noi parleremo di esport. Poi ci sono le valutazioni anche morali, diciamo, dei ragazzi, così, ma ne dobbiamo parlare. Allora, sport come il nostro non possono essere inseriti, perché tu non sai quando parti, non sai quando arrivi e soprattutto non sai se anche quel giorno fai la gara, perché se non c'è vento non la fai. E non puoi tenere la gente davanti a un televisore con due che parlano e straparlano per perdere un po' di tempo. Si parte a un'ora e si finisce a un'ora, e questi sono i giochi nel nuoto, sono nell'atletica stessa, perché sapete anche i tempi, quanto uno ci mette a fare 100 metri, quanto si evolvono le batterie, quindi è tutto un palinsesto preciso. L'ho visto proprio da vicino perché mio figlio ha fatto sia nuoto che vela. Nel nuoto era facilissimo, tac, tac, tac. Nella vela c'è una filosofia che non si può portare in televisione. La televisione ha una filosofia di utenti che aprono quel televisore, hanno pagato un canone, specialmente adesso che c'è Sky, e vogliono vedere un prodotto, e che devi dargli quel prodotto, che gli esport gli potranno dare, nei tempi che vogliono loro. Quindi vi ho fatto alcune considerazioni. Allora, adesso diciamo, entriamo nell'ambito di cos'è un esport. Io
girando su internet ho trovato alcune cose, ce ne sono tantissime. Dice, per rispondere, immaginate cos'è uno sport. Proprio ho trovato questa frase che sono interessanti. C'è un campo da gioco, 2 squadre più persone, una serie di regole da seguire e qualcuno che deve vincere. Qui ha scritto, gli esport sono più o meno la stessa cosa e infatti non sono mai giochi in cui c'è una storia. Ci sei tu, il tuo avversario, e lo devi battere, il resto non conta. Poi mi dirai se io ho detto giusto o sbagliato, ma perché ritengo che sia questo. Non sono la persona più adatta a parlare di videogiochi, perché? Perché sono già uno che in certi sport che sono conosciuti da CONI, gli sport della mente, tipo il bridge, le carte, il bridge, gli scacchi, la dama, non hanno un grande appeal su di me, nel senso che mi costringono a stare ad un tavolo delle ore, non posso parlare, non mi posso muovere, non posso interagire e io divento nervoso. Io devo interagire con le persone, devo parlare, devo fare. Se non faccio non sono contento. E quindi anche sul videogioco non mi acchiappa, ecco, perché devo fare, devo muovermi. Ma questo ognuno ha il suo carattere. No, è una questione di carattere. Ecco, tra l'altro mentre dicevo questo ho fatto un lapsus carte. Pensate, so che c'è gente che si stravede per il poker in televisione, io cambio subito anche per altre ragioni, ci sono anche le scommesse e così via. E le scommesse ci sono da tutte le parti, quindi lasciamo correre anche e soprattutto nel calcio. Non a caso, se avrete notato, certi risultati, ho partecipato a convegni a riguardo, arrivano ma arrivano non tanto perché chi vince, chi perde, chi fa il gol a quel momento, chi prende quell'espulsione a quel momento. Siamo a questi livelli, si scommette su tutto, su queste cose qui. Allora, tornando agli sport. Ieri era un altro convegno, questi giorni sono costretto ad andare avanti e indietro, però era molto interessante, era all'Atere del Trofeo Ravano. Lo conoscerete, il più grande torneo che non è solo di calcio, fortunatamente Ludovica Mantovani ha capito, multidisciplinare, dove peraltro nel calcio, quando vedete i ragazzini, fanno delle scene incredibili, allucinanti, lo vedono in televisione e quindi ripetono i gesti che fanno i cosiddetti grandi calciatori. C'era un testimonial importantissimo, Daniele Masala, un grande atleta, un pentatleta, sapete, 5 discipline sportive, dove lì c'è sudore, c'è dal nuoto, la scherma, i cavalli e così via, no? Veramente, che ha vinto anche 2 medaglie d'oro a Los Angeles, oltre mondiali, europei. E lui ha fatto un intervento e ha parlato anche degli esport. Io te lo ringrazio, perché dovevo venire qua e ho colto Daniele Masala. Ha detto, di che parliamo? Per fare uno sport ci vuole allenamento, ci vuole regolamenti prima, l'allenamento, tu ti alleni, e poi la competizione, dove c'è chi vince e chi non vince. Cos'è che differenzia gli esport dagli altri sport? E qui probabilmente vorrei l'opinione, è quello che ho detto, non ti dico prima, perché ci siamo parlati prima. Non si interagisce nel senso umano, dice, nel senso che comunque, anche nel bridge, tu hai la persona davanti. Se io gioco in coppia con Tabaroni e non mi dà le carte giuste, mi arrabbio con Tabaroni e c'è un'interazione con Tabaroni perché un amico l'ho davanti. Se avessi Romiti mi arrabberei anche di più, perché essendo ingegnere dovrebbe sapere tutto. Però, e lui dice, i ragazzi se stanno troppe ore davanti alla console, ha detto questo, possono starci 40 minuti, poi 10 minuti alzarsi e fare attività, parlare. D'altronde noi stessi con lo smartphone siamo dei giocatori di videogiochi, perché siamo sempre lì, compreso il sottoscritto, questo lo fa, che va a vedere la pagina Facebook, quanto mi hanno interagito, se quello mi ha risposto, poi metto il Twitter, poi metto Instagram, poi io mi fermo lì, i giovani metteranno altre cose, useranno Pinterest, tutte quelle altre cose che ci sono, io mi fermo a questi 3 social e li uso pesantemente, voi lo sapete. E mi sento dire, usando pesantemente, ma tu fai un sacco di cose, non come quelli che c'erano prima, che facevano magari più di me, ma non lo comunicavano. Questa è la società di oggi, e questo dobbiamo dire. Quindi, in buona sostanza, cosa posso dire? Gli esport hanno avviato un processo che è inarrestabile. Saranno sicuramente riconosciuti dal CIO, perché ci sono avuti già degli incontri, saranno regolamentati, irregimentati,
saranno veramente anche regolamentati eticamente, perché là dove si uccide, dove si spara, probabilmente, anzi mi spero e mi auguro che non vengano scelti questi tipi di giochi. E sappiate che, e lo dico come ultima chicca, anche a Costa, che ha della mia stessa fede, anche se per il Presidente del CONI io non dovrei avere fedi calcistiche, ci sono campioni legati al calcio, le società di calcio ingaggiano i campioni di videogiochi. E noi a Genova, per esempio, abbiamo uno fortissimo della Sampdoria e uno che si presenta con la maglia della Sampdoria e vince in giro anche per il mondo. Si chiama Mattia Guarracino, io l'avevo già letto, l'ho trovato su internet e mi è stato confermato che adesso altre società, compresa il Genoa, ma il Milan, così, stanno mettendo sotto contratto queste persone, perché evidentemente gli servono da veicolo per le loro... Ecco, però se vedete un videogioco che simula il calcio, e qui poi sarà più bravo perché mi ha detto delle cose che ho colto positivamente, servono come veicolo per avvicinare a quello sport, se andiamo a vedere, perché se tu fai quello simulato, hai visto mai che poi vai a fare quello reale? Loro, mi hanno spiegato, hanno dei metodi, hanno delle idee per fare questo. Quindi, ripeto, è un processo per me inarrestabile, anche perché c'ha, e qui mi fermo, un interesse economico enorme in giro per il mondo. Grazie al Presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo, che ha dato, mi pare, alcuni spunti di riflessione sui quali potrà ben spiegare la parte degli e-sport Maurizio Miazga, segretario della Federazione Italiana e-sport. Sì. Bene, intanto grazie a tutti quanti voi che siete qui presenti, grazie ai telespettatori di Telepace e grazie alle persone che mi hanno invitato qui, a cominciare dal Presidente Priolo e le altre persone che sono qui vicino, perché chiunque ci ospiti, e qui aggiungo nel ringraziamento chi sta ospitando tutto questo, quindi il Presidente me lo sono scritto della società economica, che ringrazio davvero perché dà delle opportunità alla città e lo sta dando anche a noi che veniamo da fuori di illustrare, ci dà l'opportunità di parlare di qualcosa che interessa a tutti. Io adesso dirò delle cose anche abbastanza velocemente, accelero il mio modo di parlare perché mi è stato detto cerchiamo di contenere gli interventi, insomma poi magari ritorneremo. Gli argomenti sono davvero tanti, ma proprio tanti. E credo però che sia necessario fare una premessa. Chi come me si tinge i capelli oppure non li ha portati oggi e li ha lasciati a casa ha un compito morale importante di lasciare un futuro ai ragazzi che stanno là dietro e che stanno studiando, anche a quelli che oggi non ci sono. Lo sport deve servire a questo, lo sport deve servire a insegnare a vivere in una società civile importante dove c'è il rispetto dell'altro, però tutto deve partire dal rispetto di se stessi e dal rispetto delle regole. Allora, quello che noi stiamo vedendo oggi, quando si parla di e-sport, prima di parlare della federazione e proprio degli sport in generale voglio fare una premessa, noi stiamo vedendo una società che è estremamente disattenta, che va avanti a forza di slogan, che va avanti a forza di titoli. Io proprio stamattina stavo leggendo un titolo di un giornale, di una cosa che mi è stata detta, e dal titolo sembrava una cosa straordinaria e invece poi sono andato a leggere all'interno e capisco da persona che si occupa di comunicazione che il titolista ha un compito, vendere l'articolo, nel senso che ti devo portare a leggerlo, ecco. Soprattutto oggi dove le presenze in termini di ascolti, dove le presenze in termini di visualizzazioni sono estremamente importanti. La cosa fondamentale degli sport, ecco, ne sento parlare, ho visto un pregevolissimo lavoro che è stato fatto da Pavia qualche tempo fa, si parla molto spesso di soldi e allora io voglio dire una cosa, sì, i soldi in questo settore gireranno, non stanno girando ancora, in Italia sto parlando, noi non siamo interessati ai soldi, siamo nati per un'altra ragione, siamo nati perché io nelle mie attività professionali, organizzatore di eventi, vengo dal mondo dello spettacolo, mi sono reso conto, organizzando un trofeo per conto della Fiera di Bologna, che il mondo degli sport praticamente è una giungla, bellissima perché tutte le giungle sono belle, sono rigogliose, la natura, però è spontanea, dove ognuno ha cercato di fare quello che riteneva più giusto fare, magari sbagliando.
e cannibalizzando tante volte, cioè l'animale più forte mangia l'animale più debole e la pianta più forte toglie il sole o le risorse alle piante meno importanti. Questo accade anche nello sport, tant'è vero che abbiamo degli sport bellissimi che sono poco frequentati perché hanno meno soldi e meno visibilità rispetto al calcio, al ciclismo, al tennis e cose del genere. Allora noi abbiamo detto, ma qui bisogna cominciare a mettere delle regole. Ne ho parlato con quello che oggi è il nostro vicepresidente, amministratore delegato della Fiera di Bologna, perché eravamo lì appunto per il Motor Show, e lui mi ha detto, se serve una federazione io ci sto come fiera, vai avanti, studiamo un attimino. Ho coinvolto una persona, Michele Barbone, che è un uomo del CONI, perché è presidente oggi della Federazione Italiana Danza Sportiva, per 25 anni è stato cronometrista, un uomo di sistema olimpico, perché ci serve qualcuno che ci dicesse come si fa in ambito olimpico, e lui ha detto va bene, ci stiamo, ci siamo messi in 3 e abbiamo coinvolto altre 2 persone, 2 avvocati, un avvocato che oggi è nostro referente, Giancarlo Guarino, consulente di 24 federazioni sportive, abbiamo fatto i regolamenti, non è vero che i regolamenti non ci sono, sul nostro sito ci sono da un anno circa, sono regolamenti organici di formazione eccetera, e c'è anche il regolamento WADA, e adesso verrò alle motivazioni etiche degli sport. Il regolamento WADA noi l'abbiamo approvato, adottato, ovvero non ti devi drogare, non esiste che tu prenda certe sostanze o che abusi, per varie ragioni, primo perché imbrogli, secondo perché non rispetti te stesso, anzi forse io farei il contrario, prima perché non rispetti te stesso e poi perché imbrogli. E l'altra persona, che è un altro avvocato, docente di scuola primaria, precario, metto perché purtroppo, ecco, se tornerò sull'argomento, col quale abbiamo fatto dei progetti per la scuola. Non solo siamo partiti con questa struttura di 5 persone, di cui 2 avvocati, ma abbiamo fatto una cosa, abbiamo subito creato 2 comitati, un comitato scuola che oggi è presieduto dal professor Caramazza, che è referente del MIUR per la Sicilia di tutti gli insegnanti di scienze motorie e di educazione fisica praticamente, che coordina poi tra l'altro tutti i vari referenti nazionali, perché il nostro progetto scuola andrà nell'ambito MIUR e ve ne parlerò tra un attimo. La seconda cosa, ci siamo rivolti a chi ha fondato Scienze Motorie, il professor Lombardo, che oggi è il presidente del nostro comitato medico-scientifico che abbiamo avviato con Roma Tor Vergata 2 e Roma 2, e la cosa importante è questa: noi vogliamo comprendere quali sono le problematiche mediche o psicologiche che stanno dietro il fatto dei giocatori, di chi gioca con una certa intensità, sia spontaneamente che in maniera strutturata. E la cosa importante è questo aspetto, perché noi dobbiamo con responsabilità creare delle persone felici, magari vincenti, ma magari vincenti, prima di tutto persone sane. Noi non possiamo portare delle persone a delle aberrazioni, ieri sera ne abbiamo anche parlato a tavola, no? Di situazioni un pochino particolari. E qui ritorno subito, una volta fatta questa premessa, a quello che è effettivamente il discorso degli sport. Allora, andranno o non andranno alle Olimpiadi? Ci andranno. Io ero a luglio, il 21 e 22 luglio a Losanna, e la cosa che ha detto il presidente Bach è una cosa straordinaria, perché ha detto: noi siamo qui a dialogare con persone, questo l'ha evitato di dire, con persone che spingono per interessi economici, che sono i publisher, quelli che realizzano i videogiochi, ma la cosa fondamentale, noi abbiamo una linea rossa, così l'ha definita, fatta di 3 punti. Il primo punto: non giochi violenti. E per non giochi violenti si intendono quelli dove si insegna la violenza. C'è un gioco che si chiama TEF, praticamente tu devi picchiare le persone, devi rubare, cose del genere. Eticamente non potrà mai essere un gioco ammissibile per noi e ovviamente per l'ambito olimpico. Secondo discorso, no doping. Il doping è un imbroglio, tu stai imbrogliando te stesso e imbrogli gli altri. Tu devi vincere perché sei il più bravo, non perché ti stai dopando. E terza cosa, non imbrogli d'altro genere, quindi vendere la partita, cose del genere. Allora, su questa linea noi non solo siamo d'accordo, siamo d'accordissimo, perché la cosa è stata precisata meglio a dicembre. Il 7 dicembre è stato fatto un summit interno naturalmente, quindi del CIO, dove è venuto fuori un discorso molto importante. Allora, quali saranno i giochi che noi possiamo prendere in considerazione? Quali saranno quelli esclusi? Allora, intanto cominciamo a dividere il discorso. Primo è divertimento. Tutti i giochi, tutti gli sport nascono dal divertimento. Prima c'è il divertimento
Poi c'è la sfida, io sono più bravo di te a fare questa cosa. Poi vengono le regole, perché quando ci si sfida lì nasce quello, ah no, non va bene così, va bene come dico io, non va bene, mi porto via il pallone. Non è così che funziona. Allora bisogna fare le regole, ma soprattutto c'è un passaggio. La cosa importante è, dal piacere al guadagnare soldi ci deve essere l'etica di mezzo, perché altrimenti succede che sarai tentato di venderti la partita. Se invece io ti metto la mentalità dentro, proprio te la instillo, e qui le società sportive l'hanno sempre fatto e noi lo vogliamo fare nel settore degli sport, se io ti do l'indicazione che tu non devi imbrogliare, che tu devi essere un atleta puro, tu difficilmente cederai alla tentazione di venderti una partita. Assistiamo delle volte in televisione a delle cose spettacolari, dei ragazzi che sbagliano il rigore apposta perché secondo loro non era giusto e poi vengono giustamente applauditi per questo, perché puoi anche perdere una partita, ma tu devi essere un uomo e cadere sempre in piedi, soprattutto quando perdi, ma anche quando stai vincendo. Quindi questo messaggio ai giovani noi lo vogliamo dare proprio come premessa. Seconda cosa, i giochi sportivi, quindi sono giochi dove c'è una competizione possibile, però ci sono competizioni anche in altri giochi che sono prettamente ludici, quindi questa è la distinzione fondamentale. Faccio l'esempio di Pac-Man, un giochino dove è un gioco, è un passatempo, quelli non saranno mai considerati sport. Tra quelli invece che sono sport, quelli dove si uccide una persona, l'obiettivo è fare più morti, ne cito uno per tutti, Fortnite, per noi non può essere ammissibile. Perché? Perché su 100 uno deve sopravvivere, deve uccidere gli altri 99, quindi non può essere uno sport. Ciò detto, non ci occupiamo di gioco online. Perché questo discorso? È semplice, oggi tutti quanti stanno facendo gioco online. Noi abbiamo detto come Federesport, nel fare il nostro statuto, i nostri regolamenti, noi non ci occupiamo del gioco online per due ragioni. Primo, non possiamo fare controlli antidoping. Secondo, non possiamo controllare chi realmente sta giocando dall'altra parte. Potrebbe essere il fratello, potrebbe essere uno che a un certo punto decide di perdere la partita, si alza, se ne va via. Questo sul posto lo possiamo controllare, fuori no. Quindi gioco sul posto. Vi allenate online, ci sta benissimo. E qui arriviamo all'ultimo passaggio, perché vedo che il tempo è passato velocemente, nonostante io abbia accelerato. Allora, nel fare le regole bisogna considerare tanti aspetti. Noi le regole le abbiamo fatte, adesso mancano alcuni regolamenti che sono le regole del gioco, però sappiate che serve qualcuno che controlli, e nel controllare noi adesso abbiamo già fatto un agreement con la Federazione Cronometristi, è ufficiale. Sabato e domenica, sabato è stata una giornata epocale nel settore dei simulatori. C'è stata la prima gara con i cronometristi che hanno certificato e hanno fatto un verbale. È chiaro, una gara di Formula 1, chiamiamola così, era una finale di un trofeo, si sono divertiti tutti, però i cronometristi hanno certificato che tutto è venuto con le regole. Un lavoro da notaio più che da cronometrista, ma oggi i cronometristi fanno anche questo. Un altro accordo che stiamo facendo è con la Federazione dei Medici Sportivi, perché se dovremo arrivare al controllo antidoping, se vogliamo arrivare al fatto che ci sia un equilibrio tra quello che le persone stanno facendo e la loro salute, è fondamentale che ci sia qualcuno che ne capisca di sport e capisca soprattutto di aspetti medico-scientifici, perché non possiamo inventarci noi le regole in questo settore. Quindi ci sono tante problematiche, perché noi vogliamo che i ragazzi vincano, che arrivino a lavorare su se stessi come atleti e giochino per divertirsi e competere, perché attenzione, c'è un passaggio dal divertimento, gioco la partitella così, a gioco perché abbiamo un obiettivo, vincere i campionati italiani e stranieri. Finisco con l'ultima cosa, che secondo noi è importante, la comunicazione e il lessico. Si parlava prima videogiochi, non videogiochi. Bene, qui bisogna cambiare lessico proprio. Mi è capitato, vi racconto un aneddoto velocissimo, devo incontrare l'assessore Pappalardo della Regione Sicilia, che è l'assessore al turismo, sport e spettacolo, e quando me l'hanno presentato gli ho detto: senta, io voglio organizzare come Federesport un grande evento di videogiochi a Palermo. La sua reazione da capitano dell'aviazione dell'esercito è stata: non ne parliamo neanche, lei in Sicilia non farà nulla. L'ultimo che mi ha parlato di videogiochi, il giorno dopo l'hanno arrestato. Io sono rimasto un attimo così, ho capito, lei sta parlando di slot machine.
Sì, perché non è la stessa cosa. No, signori, non è la stessa cosa. Allora, non parliamo più di videogiochi, e questo me lo disse anche Dario Calzavara, direttore sportivo della Ferrari, al convegno che noi abbiamo fatto 1 anno e mezzo fa. Riusciremo a portare gli sport dei motori alle Olimpiadi? La risposta è stata sì, con i simulatori, perché il mezzo è troppo potente rispetto al pilota. Questo è il motivo per cui sport riconosciuti come motociclismo, automobilismo non vanno alle Olimpiadi. Allora si tratta di simulazione, pure che sto giocando con la PlayStation. È fondamentale. Le sale gioco, quando noi parliamo di sala gioco, di cosa si parla? Di slot machine. I comuni devono giustamente, qui c'è un assessore, io mi rivolgo ai comuni, perché noi possiamo creare maggiore integrazione nella città, togliendo le parti sbagliate che stanno dentro le sale gioco, certe macchinette che non sono proprio etiche, e mettendoci dentro della simulazione e facendo venire lì dentro le associazioni sportive locali, perché se io sto giocando al basket, lo sapete, nelle sale gioco ci sono questi simulatori del basket, dove c'è un canestro e io devo tirare la palla, bene, una volta alla settimana una società sportiva del basket ci può andare a spiegare le regole e poi prendere i ragazzi più bravi, perché non ti vieni a fare una giornata da noi? Ecco, queste sono le nostre premesse. Vi do l'ultima notizia, queste sono notizie di servizio. La LUIS, il CONI, Scuola Superiore dello Sport, e Federesport hanno deciso insieme, notizia di ieri, ancora non è pubblica, che da gennaio ci sarà Road to Tokyo, un master in management degli sport fatto alla LUIS e al CONI con riconoscimenti ufficiali. Questa è una notizia molto 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 importante. L'ultima, il presidente Malagò ha comunicato a un delegato del CIO che gli chiedeva con chi deve interloquire in Italia a proposito di esport. Il riferimento è stato, dopo essersi consultato con varie persone del sistema CONI, devono parlare col nostro presidente Michele Barbone. Questo è molto importante perché tra l'altro martedì prossimo noi, oltre a essere già affiliati a WESCO, che è la World eSport, un'organizzazione diciamo di livello mondiale che però sta più in Sud America che in Europa, a solo 4 paesi, andiamo a fondare la Federazione Europea degli Esport riconosciuta da vari governi. Grazie. Ringraziamo Maurizio Miazga, segretario della Federazione Italiana, molto chiaro e molto brillante nell'offrire diversi spunti di riflessione. Restiamo nel campo degli esport perché ora chiamo un dirigente di società di esport, Davide Strozzi. Visto che tecnicamente non riusciamo a mostrare tutto come avremmo voluto, allora, intanto dico che sono venuti moltissimi spunti perché devo dire che il tema è estremamente vasto. Io, intanto mi presento, sono Davide Strozzi, sono l'amministratore delegato di Campus Party Sparks, che è una società di e-sport in Italia, diciamo, fatemi dire, fra le prime che approcciano l'e-sport nel modo che vi racconterò. E avevo in mente di fare un certo tipo di presentazione, poi sono stati talmente tanti gli spunti, no, interessanti che diciamo a mio avviso merita, no, soffermarsi su alcuni di questi e poi magari approfondire nella sessione di domande eventuali, no, punti come dire, più espliciti, no, più interessanti poi per il pubblico. Allora, quello che vi avrei voluto far vedere, ma ve lo racconto a voce, è che parto dal perché, no? Perché abbiamo fondato questa società che si chiama Campus Party Sparks. Campus Party Sparks deriva da Campus Party. Io ho l'onore di essere qua in veste, diciamo, con 2 cappelli. Campus Party è un evento oggi il più grande al mondo su tecnologia, creatività e innovazione per under 30. È un evento che si svolge in 12 paesi, è arrivato a più di 80 edizioni nel mondo, che raccoglie in questi paesi più di 700.000 millennials e post-millennials, quindi ragazzi di oggi, diciamo la miglior gioventù dei paesi dove si svolge, che si occupano di innovazione con un grande obiettivo, quello di cambiare il mondo. Quindi Campus Party non è un evento, e qua vi avrei voluto far vedere il video dove Steve Wozniak, fondatore di Apple, piuttosto che Al Gore, piuttosto che personaggi illustri sono stati i nostri ospiti come speaker in tutto il mondo, dicono è una piattaforma di quella che oggi si chiama l'Open Innovation, una piattaforma che in ogni paese in cui si trova parla di innovazione perché
coinvolge immediatamente tutti i principali stakeholder dell'innovazione, le aziende, le università, le istituzioni, le community dove si fa innovazione e naturalmente tutti i talenti del paese che partecipano a quell'evento perché trovano lì 3 elementi fondamentali: la capacità di ispirarsi con speaker straordinari come quelli che vi ho citato, più di 300, 400 per ogni edizione, trovano la possibilità di avere un rapporto con altri come loro, millennials e post millennials, quindi ragazzi giovani, perché al nostro evento si dorme anche, è una particolarità che abbiamo solo noi. Abbiamo migliaia di tende, vi assicuro che il colpo d'occhio è straordinario, 10.000 tende in Brasile, 100.000 visitatori, noi Campus Party lo facciamo negli stadi, in Italia siamo alla 3ª edizione, quest'anno 4.000 tende dove i ragazzi stanno 5 giorni e abbiamo circa 20.000 visitatori in programma. E per terzo, questi ragazzi hanno la possibilità di portare il loro potenziale creativo, la loro capacità di immaginare il futuro alle aziende che oggi spesso e volentieri, soprattutto le grandi aziende, non li vedono questo tipo di ragazzi. Le rotte tradizionali del recruitment per le grandi aziende portano ancora loro ragazzi attraverso un curriculum che non è più rappresentativo delle loro capacità. Lì, in Campus Party, hanno l'occasione di conoscere magari un ragazzo di 22 anni che non è neanche laureato, ma che ha la sua 3ª startup, fattura 3 milioni di euro e con l'azienda vuole avere un rapporto diverso, non farsi assumere, ma magari aprire con lei, non so, una nuova linea di business. Questo è il tipo, diciamo, di aspettativa. Quindi per i ragazzi che vengono all'evento abbiamo l'occasione di creare loro opportunità. Da un lato per conoscere aziende che non avrebbero mai conosciuto, diciamo, personalmente, dall'altro per dare alle aziende la possibilità di avvalersi di questo grande potenziale. Ora arrivo al perché. Perché Campus Party ha fondato una società di e-sport? Perché ha capito che diciamo, l'e-sport è uno straordinario mezzo per raggiungere in modo più efficace, dare opportunità a questi millennials e post millennials, che magari oggi non sono più raggiunti da canali tradizionali. La maggioranza di questi non ha neanche la TV, per darvi un'idea. Si interfaccia col mondo attraverso un tablet, magari attraverso Netflix, attraverso Infinity, delle app di questo genere, e si informa online. Quindi l'e-sport è una grande, straordinaria opportunità, perché non è solo entertainment, ma è un mondo più vasto, che naturalmente è cultura, ma è anche economia. A questo punto vi avrei fatto vedere i dati in crescita del fenomeno esponenziale. Quindi si è detto che il fatturato previsto, diciamo 2019, arriva a sfiorare quasi 2 billions, ma soprattutto vi do il dato più interessante sugli spettatori dell'e-sport. In America hanno superato quelli del baseball. Io dico che già di per sé questo è un dato rilevante. Altrettanto dico che alcune squadre professionistiche di basket, tipo a Philadelphia, se non erro i 76ers, stanno per costruire uno stadio dedicato all'e-sport con un investimento di 20 milioni, per darvi un'idea di quanto l'e-sport stia andando in una direzione globale. E vi do questo altro dato: il Super Bowl, da sempre riferimento dell'evento sportivo mediatico, 150 milioni di spettatori, diciamo che è tampinato da vicino dalle finali mondiali League of Legends che ne fanno 100 milioni. E League of Legends è uno degli e-sport, diciamo, di oggi. Allora, cosa ha detto Campus Party Sparks? Abbiamo 2 opportunità da cogliere. Una, c'è un'economia che si sta evolvendo, ma c'è bisogno anche di fare cultura, che non è solo quella del gioco, ma è legata ai valori che attraverso l'e-sport si possono in qualche modo raggiungere. L'e-sport è una metafora per la quale si può parlare di valori, e si può parlare di valori legati appunto allo sport in generale, ma anche al lavoro, e vedremo come. E poi l'opportunità di dare una chance a questi ragazzi giovani di trovare nuovi lavori che oggi non esistono, i lavori del futuro. Questo è un cruccio di Campus Party. Dare ai ragazzi la visione di lavori che ci saranno domani e che oggi non sono ancora stati inventati, sapendo che molti dei lavori di oggi domani non ci saranno più. Quindi ci siamo approcciati all'e-sport e abbiamo, come dire, fatto già qualcosa di straordinario. In pochi mesi abbiamo creato sostanzialmente un team di League of Legends che ha vinto i campionati nazionali. Abbiamo diversi altri team legati al mondo del calcio, tipo FIFA, legati a Fortnite, sul quale abbiamo sentito opinioni naturalmente contrastanti. Detto ciò, a questo punto, ecco, più che entrare eccessivamente nel merito del descrivervi, come dire, i nostri successi recenti, a me interessava dire che noi abbiamo 3 capisaldi, no? Diciamo, la nostra società di e-sport si occupa non solo della parte competitiva, quindi dei team, ma di altre 2 cose fondamentali. Di formazione, abbiamo i primi 2 docenti in Italia e secondo caso in Europa nelle scuole superiori con corsi di e-sport. Usiamo l'e-sport come una metafora per insegnare
come dire, i valori del lavoro, le soft skill, che sono un tema oggi fondamentale, le competenze trasversali vengono dette, piuttosto che spieghiamo a questi ragazzi come si può trovare nell'e-sport un lavoro domani. Abbiamo 2 corsi in 2 scuole, una pubblica e una privata, delle superiori che a fine anno danno un voto. Stiamo parlando di un corso come matematica e inglese, c'è anche e-sport. È un modo diverso di insegnare dei valori con una materia che è certamente di interesse, che quindi arriva in modo più efficace. Poi abbiamo la parte di consulenza alle aziende. L'e-sport e tante aziende, il mercato di cui si parla è in parte collegato a questo, sono uno strumento straordinario per grandissime aziende nel mondo per la visibilità su un pubblico che non sarebbero oggi in grado di raggiungere, sui millennials e i post millennials. Quindi usano, diciamo, l'interesse di questi ragazzi per poter arrivare a loro in modo più efficace. Non è solo una prerogativa delle grandi aziende, immaginiamo i brand, non so, sportivi piuttosto che altro, ma anche delle società sportive. Noi stiamo parlando, non posso fare nomi, con diverse società sportive anche nel mondo del calcio, perché c'è un interesse per cogliere un pubblico che magari oggi e in prospettiva potrebbe essere meno interessato al calcio giocato, ma aprirsi anche a nuovi interessi. Ci sono esempi straordinari, lo Schalke 04 è una squadra di calcio, ha diversificato nel mondo e-sport, lavora anche su League of Legends e altri sport e ha un seguito straordinario. Rispondo velocemente, visto che il tempo è tiranno, su alcuni spunti, sperando che poi diventino un'occasione di approfondirli, perché in 8 minuti non è facile. Dico solo a spot, pro o contro l'e-sport, secondo me è mal posta la domanda. L'e-sport si aggiunge, non va a cannibalizzare, non ha l'obiettivo di essere contro lo sport, è una opportunità da cogliere perché apre un mondo che prima non c'era. Valori e allenamento, vi posso dire che noi abbiamo degli e-sportivi che si allenano tutti i giorni nella nostra gaming house, che lavorano con una professionalità, devo dire, mai vista, neanche in altri sport, con un allenatore, con programmi di allenamento serrati. Non immaginate il figlio a casa che se non gli spegnete la TV sta tutto il giorno attaccato agli sport. Lì abbiamo delle ore di lavoro, delle sessioni di analisi dei dati, sessioni mirate a migliorare le capacità in determinati ambiti. Ci sono i valori, assolutamente, sono gli stessi dello sport, cambia solo il modo di attuarli. Si è parlato di interazione, velocissimo, non è che la pistola olimpica che è uno sport ne abbia troppa, è una prerogativa del tipo di sport. In League of Legends ci sono squadre da 5, si gioca nella stessa stanza, ci si parla e si ha una velocità di interazione e di interscambio quasi telepatica a volte, e devo dire che lì l'interazione c'è ed è fondamentale. Ci sono altri sport dove si gioca da solo, tipo FIFA, però come ci sono anche nel mondo reale dove c'è il fisico. Il tema del fisico, lo voglio dire, oggi l'e-sport non prevede un eccessivo coinvolgimento fisico, stanno arrivando grazie alle tecnologie degli sport con la realtà aumentata, tipo il dodgeball cosiddetto, dove c'è la parte fisica e anche la tecnologia che consente in un ambiente come questo di visualizzare elementi che non esistono nella realtà ma che consentono di giocare usando il fisico in un modo più coinvolgente. Quindi è un tema di tecnologia e di attesa. Voglio dire l'ultima cosa, la socialità. È vero, si gioca dietro una tastiera, ma vi garantisco che i nostri giocatori hanno più di 300.000 follower con i quali in qualche modo dialogano tutti i giorni. È un modo diverso di dialogare, certo, però non per questo non è dialogo. E qui torniamo al dibattito sui social e a come usarli, però è certo uno strumento nuovo che la tecnologia oggi ci offre che prima non c'era. Quindi questo era per darvi una brevissima overview. Per il resto, non l'avete visto, fidatevi. Grazie Davide Strozzi. Col segretario abbiamo aggiunto diverse cose. Col rappresentante della società ne sappiamo ancora di più. Adesso però, prima di dare altre testimonianze, vorrei mettere gli e-sport sotto la lente di ingrandimento dei media. E allora sentiamo il collega Italo Vallebella, secolo XIX, che ha una grande capacità, il dono della sintesi, e quindi riuscirà rapidamente a raccontarci quello che deve dire. Grazie Italo. Dalla regia suggeriscono sintesi.
No, cercherò di essere veloce anche perché poi è molto più interessante, direi, ascoltare chi può raccontare, no, questo mondo qua. Media e e-sports. Ci sono dei settori, dei media che si occupano già di sports. La Gazzetta dello Sport, ad esempio, sul suo sito gazzetta.it ha una parte dedicata agli sports, quindi ci sono i media che se ne occupano in maniera specifica, i media che se ne occupano in maniera generalista. Può essere un giornale, ad esempio come il Secolo XIX, che un giorno andrà a intervistare, se ci sarà magari nel Tigullio, il campione di sport. Sono modi diversi di vedere il giornalismo e di fare un'intervista. È chiaro che nell'ambito settoriale l'intervista diventa più tecnica, nell'ambito generalista l'intervista diventa più curiosa, cioè sapere come è cominciato, eccetera. Non che poi non sia molto diversa, no? Poi in alcuni casi anche l'intervista settoriale. Che cosa ho fatto io? Sono andato a leggermi un bel po' di interviste che sono state fatte a questi campioni, tenendo presente che anche per i media questo settore potrebbe essere un futuro, potrebbe avere un futuro, potrebbe essere un settore a cui attaccarsi. È sulla bocca di tutti il fatto, cioè è innegabile che l'editoria stia attraversando un momento di crisi o comunque si stia interrogando. Tenete presente che ci sono dei prodotti editoriali che resistono ancora perché sono molto settoriali, ma sono settoriali e piuttosto circoscritti. Questo potrebbe essere nel futuro, dal punto di vista dei media, un prodotto settoriale con X possibilità di espansione, perché come abbiamo visto e come abbiamo sentito il numero delle persone interessate a questo mondo è davvero altissimo. Io ragionavo solo sul fatto che si dice che la carta stampata prima o poi finirà. Chissà se tra 10 anni magari non verrà fuori un prodotto di carta stampata che venderà migliaia di copie, per non dire milioni di copie in tutto il mondo, solo perché parla magari di sport, e allora i millennials torneranno a leggere la carta stampata, oppure più semplicemente andremo a riempire magari degli spazi su internet con questo settore. Però è inevitabile che anche i media debbano riflettere, no? su questo mondo in espansione. Dalle interviste che ho letto vi traggo solo alcuni spunti che così possono essere interessanti anche per così in qualche caso sorridere un po'. Tanto per confermare il fatto che le cose non nascono per caso, ho letto un'intervista dove tale Ettore Giannuzzi, campione di PES, poi se dico qualche nome sbagliato correggetemi, perché dice: da bambino giocavo con mio padre e con mio zio per divertimento, anzi addirittura nemmeno mi facevano giocare perché secondo loro ero troppo scarso. Oggi probabilmente sono loro che non giocano più con lui perché gli fa passare la palla sulle orecchie probabilmente. Però questo per dirvi che alla fine i ragazzi di oggi, da dov'è che hanno imparato a giocare ai videogiochi, tra virgolette? Hanno imparato dai genitori, molti dei quali giocavano proprio, no? e hanno ispirato in qualche modo. C'è un caso ancora forse più eclatante: Raynor, campione di StarCraft 2, sapete con chi ha giocato la prima partita a 8 anni? Con suo padre. Perché? Perché suo padre, che si chiama Squall, giusto? Se non sbaglio, nickname naturalmente, dice: sono cresciuta a pane videogiochi durante gli anni *80. Oggi cosa dice il papà del figlio? Mio figlio è un campione, ma la scuola viene prima di tutto. Ed è una frase che abbiamo sentito dire milioni di volte dai papà che magari hanno un figlio che potrebbe diventare un campione. Poi che questa si metta in pratica a volte non è così scontato. Ma vi ho fatto questo paragone perché poi paragoni con il mondo degli sport reale è davvero molto più stretto di quello che si possa immaginare. Ad esempio, un giocatore professionista, ma comunque le ore di allenamento ci sono state anche date, non è che si allena tutto il giorno, si allena 2-3 ore al giorno, si allena come un giocatore professionista, magari un calciatore professionista. Leggevo che ci sono giocatori professionisti che dicono: io finita la competizione per 2 o 3 settimane non ne voglio più sapere di questo mondo. Sono messaggi secondo me positivi che vengono lanciati da questi campioni e che rappresentano un mondo che secondo me si presenta nel migliore dei modi, perché porta anche dei principi importanti, come abbiamo sentito, e il CIO li sta cogliendo. È un mondo che è bravo a vendersi anche, e quindi è un mondo che anche con i propri esponenti lancia spesso dei messaggi positivi. Le similitudini, leggevo di tale adesso Pasti, campione italiano, che dice che giocava con altre persone e che alla fine hanno dovuto cambiare formazione per trovare
la quadratura migliore, cioè hanno trovato lo spogliatoio. In un'intervista diceva adesso giochiamo, ci divertiamo, scherziamo. Sembra di parlare davvero di un giocatore che ha trovato lo spogliatoio giusto e dove riesce a esprimersi nel migliore dei modi. Poi il mondo del calcio, ad esempio, dialoga con gli sports, è già stato detto. Daniele Paolucci, che gioca a FIFA, all'inizio di questa stagione ha detto: l'impatto che avrà CR7 sul campionato sarà gigantesco, sia nel calcio reale sia su FIFA. Per quanto riguarda il calcio reale sarà una spinta positiva al nostro campionato, per quanto riguarda FIFA un cambiamento epocale. Dopo i tanti anni passati al Real bisognerà abituarsi a costruire un bel team attorno a lui, quindi c'è anche l'aspetto manageriale in questo caso, non solo dell'abilità e della prontezza di riflessi. I più grandi guadagnano tanto, le fonti di guadagno sono differenziate, non arrivano solo dai tornei, ma anche sul fatto di essere presenti sui social, sui propri canali YouTube, di avere delle sponsorizzazioni. Ho scoperto anche, ma forse ce ne saranno altri, un personaggio che rappresenta un'opportunità nel mondo degli sport. Si chiama Massimiliano Secchi di Sassari. È un ragazzo che è stato sfortunato perché ha una malattia che lo ha costretto sulla sedia a rotelle e lui ha trovato il suo modo di realizzarsi attraverso gli e-sports. È vero che si può trovare anche un modo di realizzarsi dopo una malattia grave, un incidente, attraverso sport fisici, però ci potrebbe essere anche questa possibilità. In generale tutti i giocatori spingono per l'accesso alle Olimpiadi. Alcuni ho scoperto che dicono ma forse sarebbe meglio creare un'Olimpiade solo per noi inizialmente. In realtà poi, come detto, ci vorrà anche un regolamento condiviso. Sulle conclusioni personali in questo caso, che cosa vi potrei dire? Che non è facile rispondere Olimpiadi sì, Olimpiadi no, probabilmente sarà sì nel futuro. Dobbiamo chiederci che cosa intendiamo come sport, no? È già stata fatta questa differenza, è già stato fatto l'esempio del tiro a segno, ad esempio. A me vengono in mente caccia e pesca, sono considerati sport, però non mi sembra che ci sia un grande dispendio di energie, o forse sono considerati passatempi, però spesso e volentieri li consideriamo come sport. Poi noi come pubblico un domani alle Olimpiadi la vedremo una partita di calcio, di FIFA, di PES? Secondo me sì. Io a volte mi trovo a casa di amici che magari hanno figli un po' più grandi della mia, che ha 8 anni e mezzo, giocano uno contro l'altro, magari mi sono soffermato a volte a vedere la partita, a vedere chi vince. Non so se diventerei un tifoso, di certo mi ha interessato. Vi faccio un'ultima osservazione, perché questo è un mondo dorato come viene presentato il calcio professionistico, ma è un mondo dove tantissimi giocano e pochi diventano poi professionisti. Quindi credo che il limite in questo caso sia quello di osservare magari i ragazzi, diventare un po' dei vigilanti nei confronti dei figli, no? Non vietare, ma vigilare che questa cosa non diventi poi un'ossessione, non diventi una dipendenza, se poi magari non si hanno anche delle opportunità di sfondare in un certo mondo. Chiudo per questo motivo ricordando che così ai ragazzi ogni tanto va ricordato anche che esiste un mondo fuori, è bello confrontarsi, ma mi sembra che nel mondo degli sport questa filosofia stia passando. Io parlo dei ragazzi di tutti i giorni, dicendo che ai ragazzi va bene ricordare tutto questo, ricordare che è bello andare a mangiare fuori, è bello fare una passeggiata, è bello anche avere una fidanzata e non chiudersi ad esempio in casa. Chiudo con una frase che ha dichiarato Squall, il padre di cui vi parlavo prima, che ha convinto il figlio a giocare e che il figlio sta diventando un campione. Dice: se si osserva il loro comportamento riferendosi ai ragazzini di oggi, si può comprendere da subito quando si va oltre al buon uso del mezzo. Sembra che abbiano un elastico che li attira allo schermo del computer appena si allontanano, anche solo per mezz'ora. Questo non deve succedere. I giochi online, come tutte le cose piacevoli, possono dare un po' di dipendenza, i genitori devono vigilare attentamente. Se lo dice lui, direi che dobbiamo seguire. Grazie. Ringraziamo Italo Vallebella e lo salutiamo perché so che adesso ci deve lasciare. D'altronde fa il giornalista, i giornalisti non si fermano mai, salvo i pensionati. E quindi adesso torniamo a noi, tocca al nostro amico responsabile dell'ufficio della diocesi, Don Paolo Zanandreis, che ci farà un po' un excursus sugli sport nell'ambito della sua professione. Ringrazio intanto per l'invito a partecipare a questa riflessione, perché mi sembra che prima di tutto
più che decidere è porsi la domanda su questa nuova, appunto, questi nuovi sport. E credo che appunto la questione non sia se è movimento o non movimento, ma sia una questione culturale prima di tutto, cioè quale valore assegniamo allo sport in questo nostro tempo storico. E da questo parto anche per quello che mi è stato appunto chiesto, come dire, il rapporto della Chiesa nella storia con gli sport. E il punto di partenza è questo, cioè come lo sport nel tempo ha cambiato la cultura di significato a cui ha dato allo sport, così la Chiesa è entrata in relazione con lo sport nel tempo storico in cui appunto aveva dei valori culturali di un certo tipo. È chiaro prima di tutto che la Chiesa non è contro lo sport, cioè non lo è mai stata contro lo sport, perché a volte sono stati presi degli scritti di alcuni scrittori ascetici, in particolar modo i monaci, i quali fanno una pratica spirituale ben precisa, quella di sempre di più, come dire, elevarsi dalle cose pratiche, ordinarie, quotidiane, materiali, per elevarsi, no? Allora, attraverso questi è stato, come dire, detto che la Chiesa è contro le cose materiali, corporali, contro il corpo. Ma questo non è la verità, nel senso che la Chiesa da sempre ha visto la bontà di tutte le cose create e quindi anche del corpo. Del resto la risurrezione è la risurrezione del corpo, quindi prima di tutto Gesù che ha dato valore al corpo e quindi la Chiesa stessa continua a dare valore al corpo. È chiaro che all'inizio, nelle prime comunità cristiane, il valore dello sport era visto come metafora della vita spirituale, cioè lo sforzo, la fatica, il correre, come un movimento, come dire, della vita che devi giungere alla meta del paradiso, della vita spirituale, come una crescita, legata appunto alle dinamiche dell'allenamento. Ripetute pratiche fanno sì che tu, come la virtù, che è un abito che ti metti ma nella ripetizione di atti virtuosi, così come il peccato diventa vizio se al contrario. E quindi è sempre stata vista come metafora. Poi nel Medioevo, nel tempo più oscuro della Chiesa in cui si dice, che non è affatto neanche vero questo, San Tommaso dà valore allo sport e al gioco come necessario per chi lavora. Bisogna interrompere perché il lavoratore che si deve svagare, giocare, fare sport aumenta la produttività. È chiaro che non è finalizzata alla produttività, perché San Tommaso dice che è un bene in se stesso il gioco quanto il lavoro. Però è chiaro che in quel tempo non ci sono gli sport come adesso, ma c'era più il giocare. Nel Medioevo, finita la messa, la domenica, al pomeriggio si giocava alla corsa dei sacchi, tutte queste cose qua. Ma proprio per farvi capire che come cambia lo sport, cambia anche il rapporto con la Chiesa. I gesuiti in più hanno fatto un altro passo nell'istituzione dei loro istituti scolastici, hanno messo proprio degli spazi apposta per lo svago e lo sport. Poi nell'avvento degli sport moderni, cioè da fine Ottocento in avanti, in cui lo sport voleva attraverso il rimettere appunto all'organizzazione delle Olimpiadi il valore umano dello sport, anche quello di solidarietà, di valore tra i popoli, di tutti quei valori, anche la Chiesa stessa ha riconosciuto questo valore dello sport. Ma nel tempo anche il susseguirsi dei vari, diciamo appunto nel magistero dei diversi papi, è sempre entrato in contatto con lo sport. Gli sportivi andavano dai papi. Giovanni Paolo II era uno sportivo, era lui stesso che appunto è quello che ha scritto di più sullo sport. Ma il passaggio è stato sempre di quello di più di mostrare che lo sport ha un valore formativo ed educativo della persona. E sempre di più lo sport, anzi è interessante sapere che Leone XIII, fine Ottocento, dove inizia anche la dottrina sociale della Chiesa a essere messa per iscritto, diciamo, mette lo sport come una delle comunicazioni di massa. Quindi capire quanto l'impatto stava assumendo lo sport. E mi sembra un dato rilevante, cioè una visione anche profetica della Chiesa stessa. E allora appunto prende sempre di più la visione come lo sport sia una questione che riguarda la persona intera, corpo e anima, e che il gesto atletico incide nella persona, in tutta la persona, e sempre di più nel passare del cambiamento dello sport, perché anche lo sport oggi è cambiato. Pensate agli sport estremi, al fitness, cioè le varie dinamiche hanno dietro anche una visione culturale dello sport diversa. La Chiesa invece, e ultimamente con l'ultimo documento del Dicastero della Famiglia per i laici, voluto da Papa Francesco l'anno scorso, fa una sintesi di quello che la Chiesa trova come valori dello sport.
i quali sono appunto la cura del corpo in quanto prevenzione sanitaria, il fatto sociale, delle ricadute appunto sia economiche, perché il fatto che produce nuovi posti di lavoro, questo la Chiesa lo mette in evidenza, il fatto educativo, il fatto della solidarietà, dell'inclusione e di tutto quello appunto che produce come valore non semplicemente come era nel Medioevo, semplicemente ricreativo, ma come proprio livello sociale. Alla luce di questo, che quindi prima di tutto per la Chiesa lo sport è promozione integrale della persona. Questo è, come dire, il criterio. La Chiesa non dice che cosa è sport e che cosa non è sport. Non è la questione appunto se la tecnologia può o non può essere avallata tra gli sport, ma perché questo riguarda tutti gli sport, anche quelli tradizionali. Quando il ragazzo viene educato non a persona, ma semplicemente ridotto al corpo che sta utilizzando, anche in uno sport tradizionale, non va bene. Quando il fattore economico supera il fattore educativo, non va bene, perché ha sempre alla base quella non promozione della persona. Pensate quanto è tutto messo davanti il fatto di diventare famoso, cioè il pensare che lo sport sia qualcosa come una finalità e non uno strumento, in cui non vengono passati tutti i valori della lealtà, del fair play, quello che appunto il Panathlon prima ci diceva e per cui si batte. Questo è il valore che la Chiesa riconosce allo sport. Ora, alla luce di questo, mi viene da porre alcune piccole, non giudizi, sia ben chiaro, perché come ho detto che la Chiesa non dà giudizi, dà, come dire, luce alle realtà create, cioè illumina le situazioni concrete del tempo storico. Allora mi viene da dire alcune cose rispetto a questo argomento che stiamo parlando. La prima cosa è quella che è stata detta in due modi diversi, la questione relazionale. Perché è chiaro che una persona è sempre messa in relazione, però è tutta la questione del digitale dove la relazione comunque è virtuale. Cioè qui entriamo nella dinamica del virtuale in sé, perché anche pilotare una macchina, ma tu la velocità la senti, il vento lo sento, il rischio e il pericolo lo avverti. Se uno guida una macchina negli sport e sport, non l'avverti questo. E a questo mi ricollego per dire del discorso dei valori. I valori passano attraverso un'esperienza. Perché se no è come quando i ragazzi parlano di qualcosa e dicono ma cosa ci vuole a fare quello, quell'altro, no? E dico sì, fallo, poi vediamo se è effettivamente così. La fatica, tu la sperimenti, cioè sai il valore della fatica quando fai fatica. E così le altre questioni, no? Il sacrificio, il limite, eccetera. Quindi pongo delle riflessioni, sia ben chiaro. La cosa che vedo positiva, mi viene da dire, è quella che tutti possono accedere a questo sport. Cioè, se a volte lo sport tradizionale mette dei limiti fisici, lo dico da pallavolista, io volevo giocare in Serie A, quando ho fatto le selezioni, il trofeo delle regioni, a 16 anni e ho visto che tutti erano 2 metri, ho detto in Serie A non ci arrivo. E non dipende da te, dipende dal fatto che il fisico di 2 metri non ce l'hai. Ci sono alcune cose, gli e-sport questo non lo fanno, direi, perché tutti possono giocare, perché dipende dalla macchina, non dipende da te. Quindi se vogliamo dire, a parte secondo me l'altro problema, non lo so, quello che forse può essere l'essere giovani, perché più sei giovane più sei reattivo. Quindi questo può essere, però anche nello sport normale, uno a 40 anni non ha lo stesso fisico di uno di 20, quindi questo è. Quindi da un lato dico anche questo, il positivo. L'altra cosa che mi viene da dire è il fatto che lo sport di per sé, quello olimpico e anche tradizionale, ha in sé la conquista del riconoscimento del traguardo. Cioè io quando vado alle Olimpiadi o in generale quando vinco è che vinco il titolo, campione del mondo, la medaglia, le nazionali, lo scudetto. Poi certo la gestione delle aziende e della vita dei professionisti ha bisogno di un mercato, perché se uno lo fa come professione deve essere mantenuto. Ma lo sportivo, prima di arrivare lì, lo fa per una passione che vuole il titolo. Cosa ho detto io prima? Io volevo andare in Serie A. Capite? Il discorso invece appunto qua, ma non sono informatissimo, che diceva appunto della questione dei soldi, se rimane limitato che ogni volta si vincono dei soldi, cambia la questione. Se invece si vince un titolo,
La questione è diversa, è il premio. L'altra cosa invece, perché dato che oltre agli sport mi occupo di pastorale del lavoro, mi veniva, sentendo un discorso delle aziende, capire se tutte queste dinamiche qua, dove la creatività dei ragazzi viene messa in circolo, oppure che non si formino delle situazioni dove questa creatività non venga riconosciuta. Ma poiché si arriva a un livello massimo di massa e più utenti possibili, che non ci siano modi in cui, tra virgolette, e la dico in modo duro, grosso e sparato, che non ci siano nuove forme di sfruttamento, mi viene da dire, ma che la creatività comunque venga riconosciuta. Insomma, credo che il problema sia la riflessione antropologica, cioè dove c'è la promozione delle persone. Alla luce di questo, allora si può regolamentare, perché sennò che regolamento facciamo? Sulla base di che cosa? Di quali principi? Di quali motivazioni? Di quale visione dell'uomo facciamo il regolamento? Lo faremo su quelle economiche, o se no di quei principi abbastanza condivisi da tutti, ma non è detto, perché il discorso anche delle ore di allenamento è una questione. Però sono contento di aver sentito che ci sono, come dire, questa cosa è presa in considerazione, dove specialisti, medici sono all'opera per cercare di verificare tutto questo. Quindi vi ripeto, la Chiesa non è pro o contro, mette in evidenza delle riflessioni. Grazie. Grazie Don Paolo. Lei in chiusura ha citato giusto i medici e allora mi sembra che sia giunto il momento della dottoressa Francesca Sadowski, specialista di medicina sportiva, che sicuramente ci darà altri spunti molto interessanti. Prego. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, questa cosa ovviamente come medico mi stimola molto, no? Perché il medico dello sport è quello che solitamente affronta, verifica innanzitutto la possibilità, la capacità di una persona a svolgere un determinato sport. Inoltre segue quello che è l'iter dello sportivo, quindi eventuali incidenti, eventuali problemi, l'alimentazione, il corretto allenamento, tutto quello che riguarda, diciamo, l'attività perché sia svolta nel miglior modo possibile per la tutela della persona. Mi ritrovo molto in quello che ha detto Don Paolo per il fatto che anche noi medici ovviamente abbiamo la cura della persona come prima cosa. Vorrei dire due cose. Innanzitutto il gioco e lo sport hanno una valenza incredibile, sia dal punto di vista educativo, perché comunque sia il gioco che lo sport stimolano alcune capacità come quella di l'immaginazione, la relazione, il fatto di avere la capacità, la velocità di prendere decisioni, la capacità di relazionarsi con l'altro. Nello sport tradizionale questo è evidente, è il rapporto con la realtà reale, perché io ho rapporto col mio corpo, con il mio compagno, con il mio avversario, con il terreno di gioco e con l'allenatore. Mi ha fatto piacere sentire che anche in questo aspetto del sport è prevista a questo punto la figura di perché l'adulto è fondamentale, oltre al fatto tecnico di insegnare, passiamo all'allenatore nello sport, quello di educare, che è fondamentale. Perché parlava già delle life skill, ad esempio, no? Che nello sport, nella scuola e nello sport adesso sono è un tema molto presente. Perché? Perché attraverso la pratica dello sport, la pratica del gioco, noi impariamo anche le competenze di vita, giusto? Quindi questo è una cosa secondo me imprescindibile. Ci sono, pensando, io sono un po' curiosa, no? Per cui ho parlato ultimamente con i ragazzini di come affrontano il gioco, il videogioco, perché poi tanti, devo dire, fanno i giochi di sport, scelgono i giochi di sport, e quindi da qualcuno me lo sono fatto anche vedere, perché io ho un'età che è proprio zero, però e quindi capisco anche come siano affascinanti, cioè come uno venga preso da questa cosa. Ci sono delle cose secondo me positive, che sono ad esempio il fatto che stimola l'abilità manuale, la percezione, stimolano la comprensione dei diversi compiti da svolgere, abituano a gestire gli obiettivi,
favoriscono l'autocontrollo e la gestione di emozioni connesse all'esercizio a un compito e poi sviluppano diversi aspetti della personalità, ad esempio proprio il prendere decisioni velocemente, affrontare difficoltà, prendere iniziative. Questo sicuramente attraverso questa attività i ragazzi lo sviluppano molto, cosa che peraltro viene fatta anche negli sport tradizionali. Okay? Io però mi occupo anche delle patologie riferite a queste, sia allo sport, no? E in questo caso anche agli sport, perché c'è. Per quanto riguarda gli sport tradizionali, tutti sappiamo, no? C'è gli incidenti degli atleti, quindi la traumatologia, il sovrallenamento, lo sport professionistico. Non è che io mi senta di dire che fa sempre bene alla salute, giusto? Perché? Perché portato all'eccesso, abbiamo i casi di sovrallenamento per cui l'atleta non rende più, perché allenandosi tanto non riesce più a rendere, per cui dobbiamo frenarlo e diminuire. Abbiamo gli incidenti drammatici, che chiaramente uno si isola una caviglia, va a monte anche un'intera magari stagione di sport. Abbiamo una nuova patologia che non riguarda lo sport vero e proprio, ma perché io differenzio anche un po' tra sport e attività fisica. Lo sport presuppone regole e cose particolari, l'attività fisica la possono fare tutti ed è l'esercizio fisico normale. Si chiama vigoressia, è una nuova patologia mentale per cui si ha il culto del fisico. Allora bisogna tutti i giorni sottoporsi a certe pratiche fisiche per diventare perfetti. E questa è una patologia mentale, diciamolo, no? Che poi io ne conosco purtroppo qualcuno, però diventa una fissazione. Io devo avere quel dato fisico, quei dati muscoli, quella data performance, e diventa una fissazione. L'altro potrebbe essere appunto nell'atleta invece agonista quello che chiamiamo la dipendenza dallo sport, cioè chi corre ad esempio che deve correre tutti i giorni minimo 15 km, perché se questo non avviene addirittura mi sento in colpa. Perché? Perché questa forma di attività procura la produzione di endorfine, c'è la dopamina che eccita, quindi uno ha un senso di benessere e quindi lo rincorre sempre di più. Questo per le patologie più frequenti, diciamo, dello sport tradizionale. Ma non è che gli sport siano fuori dal rischio. Perché? Vabbè, innanzitutto abbiamo la classica patologia che è quella della videofissazione, che è quella propria dell'uso dello schermo. Che è quella poi che è venuta fuori già per il fatto gli impiegati che lavorano tanto sul computer, no? Cioè chiaramente a un certo punto gli occhi hanno cominciato un po' a dire forse questo stress continuo, tante ore sopra lo schermo, eccetera. Si è scoperto che, ad esempio, la luce LED, di cui sono fatti tantissimi schermi, la luce blu è dannosa alla retina. Alcune case di cellulari si sono accorti di questo e se voi andate a vedere i cellulari nuovi hanno proprio l'eliminazione della luce blu per renderlo meno dannoso. Ma noi tutti usiamo cellulari o i video televisivi o i video computer, smartphone, che non hanno questa funzione, quindi questo è ancora una cosa che è dannosa. Un conto è se uno ci sta sopra 1 o 2 ore, un conto è se uno ci sta sopra 10 ore, perché allora chiaramente questo problema è un danno che viene fatto alla retina ed è un danno irreversibile, cioè una volta che c'è, non è che puoi... Quindi questo è una delle cose che si deve prendere in considerazione, perché comunque è un dato di fatto che è presente sia nel mondo del lavoro che nel mondo di questi chiamiamoli adesso anche videogiochi, perché comunque i ragazzini, la maggior parte dei ragazzini nel mondo, sono milioni, non fanno gli sport organizzati, viaggiano su internet facendo i loro sport, i loro giochi come vogliono, ok? Ore al giorno, e dirò anche di notte perché ho la prova. Ma un'altra patologia che è quella della videofissazione, cioè il fatto che stando molto sopra a contatto con questa realtà virtuale si perde un po' il contatto tra il mondo reale e il mondo virtuale, e questa è un'altra forma psicologica in cui il ragazzino comunque si isola dal mondo e diventa quasi parte del mondo virtuale, non riesce più a distinguere il confine. Questo sempre perché c'è l'anarchia, cioè quindi c'è l'assoluta, si forma già una forma di dipendenza, okay? Che è un'altra patologia, la dipendenza dal gioco, che è una forma di, come tutte le dipendenze,
perché qui si parla di dipendenza uguale alla dipendenza del gioco, dipendenza della droga, dipendenza dall'alcol, cioè si diventa che non se ne può più fare a meno. Perché? Perché anche questi giochi danno un senso di benessere. E io sto bene, sto proprio bene, quindi ne faccio sempre di più. E si alza sempre di più la soglia, tanto che i ragazzi cominciano anche a cercare i giochi migliori, quelli più perfumati, quelli nuovi usciti, diventa sempre un'escalation in questo senso. Quarta patologia è la sedentarietà, perché comunque mi fa piacere di nuovo sentire che c'è questo problema. Allora, io come medico dello sport sono sicura che tutti i miei colleghi medici sportivi, compreso il Presidente, soprattutto il Presidente Cadasco, che ha messo nelle attività peculiari della medicina dello sport il fatto di promuovere l'attività fisica anche come terapia, non penserebbe mai che la sedentarietà sia una cosa positiva, ma non possiamo pensarlo, è un dato di fatto scientifico. Quindi noi siamo fatti per il movimento. Allora io mi auguro, e questa è una cosa che lancio a voi che ve ne occupate, fate in modo che anche nelle vostre sedute, nelle vostre associazioni ci sia uno spazio per un'attività fisica, per un'attività che sia, perché il movimento è fondamentale, che i vostri ragazzi garantiscano di fare un tot di attività fisica, di muoversi durante il giorno, perché comunque altrimenti avrete un domani delle persone che sono sedute alla console con dolori articolari, collo, spalle, cose, perché poi voi avrete delle postazioni, immagini ergonomiche, ma la maggior parte dei milioni lo fa seduto sulla poltrona, accucciato, messo così storto, per cui ci sono comunque problemi già di schiena, di collo, di spalle, eccetera. Di avere questa, perché sennò arriveranno a essere obesi, posati su una poltrona. Avete presente quel film, i ragazzi lo conosceranno, dove c'è Wall-E, il robot, dove ci sono tutti quelli grassi posati lì che muovono solo le mani per mangiare e per bere, perché lo stare fermi porta a quello, ci siamo. Quindi benissimo che ci siano queste società che penso abbiano a cuore anche la salute, perché se avete un atleta sveglio, pronto, deve essere anche un atleta che sia capace di muoversi, se no è impossibile. Quindi io volevo dire questo perché il movimento è fondamentale. L'altra volta, ecco, pensando all'organizzazione, bene che ci siano delle società che nascono, che ci sia un regolamento, perché in realtà nel mondo i milioni di ragazzini che giocano, che fanno i videogiochi, non sono regolamentati. Per cui ci sono ragazzi, io comunque ho sentito anche nell'allenamento degli sport in America, che stanno anche 10 ore ad allenarsi al giorno, le partite che durano anche 6 ore, 8 ore, forse su quello ci potrebbe essere anche un regolamento che possa aiutare, perché 10, 12, 15 ore al giorno su una console è una cosa che per forza non fa bene alla salute, per forza. Il fisico nello sport tradizionale a un certo punto è salvaguardato da cosa? Dalla fatica. Cioè io posso correre, ma a un certo punto il mio corpo non ce la fa più. Nel videogioco si tende ad andare anche oltre alla fatica, che magari anche uno sente, ma si va oltre. Si è lì seduti, si fa. No? Quindi cercare anche di dare un regolamento su questo, perché altrimenti si perde proprio il limite. I ragazzi adesso, l'altro giorno, un ragazzino che dico, ma tu un ragazzino che fa sport, da noi medici sportivi arrivano quelli che fanno sport, quindi già si muovono. Questo è uno che faceva addirittura 2 sport, quindi sui 13 anni, e mi dice, ma io sì gioco. Dico, ma giochi? Li fai? Sì, no, gioco 1 ora, 2 al giorno. Ma mi ha fatto vedere un messaggio delle 3:20 del mattino in cui un suo amico della sua età gli diceva giochi alle 3:20 del mattino. Allora, è chiaro che è un discorso di responsabilità degli adulti. È una responsabilità perché dobbiamo educare e secondo me proprio dare delle regole su questo fin dall'inizio, perché se no il mondo dei videogame è ormai probabilmente inarrestabile questa cosa. In Giappone, in Corea, dove sono nati questi giochi, in Corea hanno proibito l'uso del gioco da mezzanotte alle 6 del mattino. Non so come facciano, si oscurano in qualche modo. In Giappone hanno aggiunto un meccanismo per cui dopo 8 ore che sei sul gioco ti arriva l'avviso spegni perché sei già troppo. Allora, come dire, forse i buoi sono già scappati, perché a livello planetario, però secondo me
bisognerà che qualcuno ci si pensi a questo, perché è una fuga dalla realtà in tanti casi, è una fuga anche, per esempio, i giochi soprattutto li fanno i maschi, vedo che qui sono più le femmine, ma anche una difesa del maschio in questo momento, no? Che si butta nel gioco per... molto meglio avere una fidanzata, come dicevano prima, però è una difesa anche nei confronti della realtà da cui uno magari non si sente accettato. Quindi ben venga l'organizzazione e la regolamentazione, perché saranno sempre pochi quelli che entrano lì, la maggior parte è quella del mondo, questo dobbiamo rendercene conto. Come medici dello sport non so la visita di idoneità come sarà, perché noi adesso facciamo il test sotto sforzo per il cuore, no? Quindi chiaramente uno pedala, vediamo l'elettrocardiogramma, non so se in uno sport in cui si sta fermi questo abbia senso, però non lo so, studieremo delle nuove idoneità, hai capito? La media sotto sforzo, ma c'hai un test per vedere, capito? L'elettroencefalogramma non credo, no? E quindi bisognerà studiare, d'altronde anche lì, chi è che dice che non puoi farlo? Hai capito? Dov'è che non sei idoneo? Controllo neurologico, forse anche psicologico. Abbiamo un progetto che durerà 5 anni su un panel di 50 videogiocatori di vari livelli per vedere di anno in anno che cosa accade nei terminali nervosi, negli assoni, nella mielina, eccetera, per vedere se giocare molto intensamente rispetto a chi gioca poco effettivamente si possono produrre delle... sì, perché comincia adesso a essere studiata questa cosa, perché... Ma empiricamente già comunque si nota che se l'atleta si stressa per un numero eccessivo di ore, chiaramente è poco repetizio, per cui si capisce già che come il sovrallenamento fisico anche quello mentale porta effettivamente un problema. Dottoressa, hai concluso? Hai concluso così? Grazie, la dottoressa Sadowski ci ha dato alcuni pareri molto interessanti, ci ha avvicinato ancora di più ai ragazzi, studenti, e allora con l'intervento conclusivo, last but not least, chi meglio di un dirigente scolastico può raccontarci le ultime cose interessanti? Grazie, e la parola a Glauco Berrettoni. Allora, soltanto qualche riflessione. Chi mi conosce sa che ho il dono della sintesi, quindi non temete. Batto anche Italo in questo. Ma inizio citando un mio insegnante, il professor Ascione, che ha detto e scritto una cosa molto interessante. Si è posto una domanda: qual è il ruolo dello sport nella scuola? Sicuramente non quello di formare degli atleti, per forza. Innanzitutto perché con 2 ore a settimana voi capite che sarebbe ridicolo, che poi vengono dimezzate, perché poi c'è il solito preside che toglie le ore all'educazione fisica per portare i ragazzi al convegno. Ma anche perché quello poi, per formare degli atleti, ci sono le società, ci sono le federazioni. Il ruolo dello sport nella scuola fondamentalmente è quello di mettere lo studente di fronte agli ostacoli, di fronte alle difficoltà, perché oggi troppo spesso la società non vuole mettere lo studente di fronte agli ostacoli, che li toglie, ma l'ostacolo è un fattore di crescita. È quello di far conoscere allo studente i propri limiti e le proprie paure per aiutarlo a vincere. Questo. Da qua bisogna partire. Seconda considerazione. La scuola oggi è vicina alla società? Sicuramente no. Oggi la scuola è un po' avulsa, poi magari c'è qualche scuola che è più inserita come il Cabotto nel contesto sociale, eccetera, però di fatto la scuola arriva sempre un attimo dopo. Non può probabilmente essere diverso, però è così. E allora la scuola può e deve confrontarsi con l'innovazione, sicuramente, anche l'innovazione sportiva. Quindi, giustamente, gli sport, o meglio ancora, i giochi di simulazione, possono essere di aiuto. L'altro giorno, al convegno alla Scuola delle Telecomunicazioni sulla conquista dello spazio,
parlavano, perché ascoltavo e imparavo, del volo simulato. Benissimo. Perché no? Perché non portare i nostri studenti a conoscere questa realtà? Però, signori, il volo simulato non è come guidare un aereo. Questo deve essere ben chiaro, è un'altra cosa. Può, diciamo, essere allenamento, è già stato detto, sicuramente. Può servire allo studente, può servire all'insegnante per conoscere, anche negli sport non di simulazione, la nuova realtà del giovane, quindi per avvicinare l'adulto al giovane. Però attenzione, bisogna mettere dei limiti inevitabilmente, perché i giovani sono troppo spesso straniati dalla realtà vera, dalla realtà concreta. Uno sport presuppone necessariamente sudore, presuppone necessariamente fatica, perché il sudore e la fatica aiutano a crescere. E il compito della scuola è quello di educare, cioè di trarre le potenzialità dal giovane, che molto spesso non sa di averle. Attenzione. Quindi possiamo confrontarci con gli sport, perché no? Ma deve essere chiaro che il compito della scuola è quello di dire che non è quella la realtà. Può aiutare a conoscere la realtà, ma la realtà è diversa, perché se non diciamo questo non aiutiamo lo studente a crescere. E allora diciamo che il compito della scuola sarebbe un perfetto fallimento. Grazie. Grazie Berrettoni in effetti ha battuto anche Italo Vallebella nella sintesi, quindi di questo lo ringraziamo, perché siamo arrivati in maniera interessante al limite delle 2 ore. Prima che Michele Priolo mi sbatta via per dare il via al rinfresco, potremmo andare avanti ancora, perché ci sono state cose molto interessanti. La cosa che conta tirando le somme è che il movimento olimpico non ha chiuso la porta, il dialogo continua e io credo che sarà foriero di novità interessanti. Il segretario della Federazione Italiana Miazga, una brevissima considerazione finale. La ringrazio. Grazie. Io adesso parlo un po' più lentamente, ma tanto parlerò un minuto soltanto, quindi io ringrazio tutti voi che avete partecipato per tutti gli spunti. Alcuni non li condivido, ma l'importante è che ci sia dialogo. La non condivisione parte per esempio da una considerazione che ha fatto la dottoressa, giusta, attenzione, la considerazione è giusta, ma non la possiamo fare nostra, perché quando si parla di attenzione, guarda, quello gioca troppo, quello non si muove, noi stiamo parlando di chi lo fa in maniera ludica, non sportiva. Quello che noi diciamo, tu ti devi allenare con un tutor, con qualcuno, con un allenatore che ti insegna, ti ferma quando è il momento, quindi con delle academy, come abbiamo sentito dire, che stanno facendo un lavoro pregevolissimo, però e le scuole, attenzione, perché anche la scuola fornisce diciamo, gli strumenti basilari. Però la cosa importante è che lo sport è sport. Noi non possiamo essere responsabili come calcio, faccio un esempio, di tutti i ragazzini che stanno dalla mattina alla sera a tirare il pallone contro un muro come facevo io da ragazzino. Noi dobbiamo essere responsabili, mettere i regolamenti, e lo stiamo già facendo, l'abbiamo già fatto, su quelli che intendono avanzare in un'attività di tipo sportivo. Quindi perché ce ne stiamo occupando? Perché i numeri sono molto importanti e troppi lo fanno in maniera spontanea. La premessa che dicevo prima, una gran bella giungla, però noi dobbiamo invogliare i ragazzi ad avere degli obiettivi per se stessi, obiettivi sportivi, e quindi nell'ambito dello sport avere un percorso che sia prima di tutto tutelato dai medici sportivi. Prima cosa. Secondo, regolamentato. Terzo, seguito in tutto il percorso, perché noi parliamo adesso di sport, ma sapete quanti campioni italiani ci sono di sport? Non superano i 5, perché molti sono solo youtuber, cioè sono diventati famosi perché hanno vinto una partita, poi sono più famosi e fanno ascolti, quindi guadagnano da quello, non tanto perché vincono a livello mondiale. Se noi parliamo di cifre, quanto stanno guadagnando negli sport,
In Italia stiamo parlando di spiccioli, veramente, stiamo parlando neanche 20.000 euro l'anno, quindi voglio essere chiaro su questo. Allora il nostro obiettivo quale deve essere? Insegnare ai ragazzi ad amare la maglia. Prima stavo dicendo una cosa che per me è spontanea, il fatto che una squadra di calcio, faccio l'esempio del Bologna, hanno preso 2 giocatori, uno di Bologna che è un anno che gioca e un altro che viene da fuori. Poi come giocano? C'hanno Ronaldo nel Bologna. Perché? Perché c'è una modalità di gioco nel calcio in FIFA che permette di prendere qualsiasi giocatore. Quindi abbiamo assistito a delle finali dove c'è Real Madrid contro Real Madrid, uno c'ha Ronaldo, l'altro c'ha Ronaldo, ma ragazzi questo dipende dalla capacità di spesa, non è la capacità del giocatore che deve giocare. Allora noi invece puntiamo a questo, i ragazzi devono essere bravi loro, quindi amare la maglia. Io ipotizzo che, siamo in Liguria, Genoa e Sampdoria abbiano 2 squadre con 2 titolari e 2 riserve che sono della zona. Poi quando sarà ben sviluppato il campionato italiano tra 5 anni, allora una squadra comprerà l'altro. E tra l'altro noi abbiamo introdotto il premio di formazione, come succede nel calcio. Tu vieni tesserato da un'associazione sportiva, sui tuoi guadagni futuri, quando diventerai professionista, la società sportiva prenderà un minimo compenso. Perché, ragazzi, noi non sappiamo come funzionano le società dilettantistiche. Quando l'allenatore dice domani non posso venire perché mia mamma non può, ti vengo a prendere io, dice l'allenatore tante volte. Oppure alla sera andiamo a mangiare la pizza, è l'allenatore che dice dai non ti preoccupare, non c'hai i soldi, pago io. Ragazzi, noi dobbiamo premiare questo, il dilettantismo puro, il professionismo verrà dopo. Ecco, io voglio chiudere con questa considerazione. Tutto quello che ho sentito è tutto bellissimo, l'uomo al centro, la formazione, i medici, la scuola soprattutto perché è integrazione. Noi sul nostro sito federesport.it abbiamo il progetto scuola che serve per battere il bullismo, basta leggerlo. Per battere il bullismo è semplicissimo, si può fare attraverso il gioco, per creare integrazioni. I problemi della scuola sapete quali sono? Domani mattina vi arriva uno che è sbarcato 3 giorni fa, oppure arriva perché i genitori si sono separati, c'è stato un problema di violenza di famiglia e hanno spostato un ragazzo da una scuola all'altra. Questo si deve integrare, il gioco aiuta a integrare. Dobbiamo aiutare i ragazzi che sono un po' chiusi e non si vogliono aprire perché hanno paura, viviamo in una società dove si è giudicati, no? Allora far parte di un team, far parte di una squadra un po' ti deresponsabilizza e se hai delle potenzialità puoi andare avanti. Quindi grazie a tutti voi che ci avete invitato, grazie a voi che avete ascoltato, grazie ai telespettatori, perché io credo che quello che abbiamo detto noi oggi qui, non noi, io, ma noi tutti insieme, sia solo un punto di partenza da adesso ai prossimi 50 anni. Grazie a voi.